virtutis exemplar, la collega è rimasta al di sotto addirittura dei minuti, di un minuto che le è stato assegnato, veramente un modello esemplare che ci guarderemo naturalmente bene da limitare, ma che è comunque per noi prezioso. A questo punto do la parola a me medesimo, in un gioco di specchi molto spätbaroque, con la relazione dal titolo Fontana e gli Odescalchi. Ecco, in realtà, quando ho volutamente dato un titolo che più generico non si può, come Fontana e gli Odescalchi, ho cercato di mettere in luce la concatenazione di due fenomeni che mi sembrano interessanti come pista di ricerca per elaborare un'idea, almeno, sugli inizi, ma anche sulla continuità di Fontana durante il papato di Innocenzo XI e poi, per alcuni aspetti, su quanto ciò implichi come premessa per il papato di Innocenzo XII. In altre parole, da un lato Fontana è sicuramente l'erede di una tradizione lacuale di artista dei laghi, di cui ormai gli ultimi decenni di studi hanno posto in luce una doppia precipuità, cioè da un lato quel senso forte di modernità, quel senso forte di creare joint ventures attraverso un sistema accurato che partiva dai padrinati pensati come prenotazioni di stage futuri, di capacità di penetrazione su un'area territoriale che ormai all'epoca di Fontana ha travalicato la stessa grande stagione mitteleuropea iniziata a metà Cinquecento per arrivare in America Latina, per arrivare quindi a una dimensione addirittura transeuropea. Ma quello che voglio dire è questo suo essere artista dei laghi, questo suo essere membro della grande realtà intelvese, porlezzina, sottocenerina, valceresina e valsoldese, implica qualcosa sul piano del metodo di lungo periodo o implica solo, ed è un solo tra virgolette, quello che già Bianchi dice, cioè implica una rete di contatti familiari che naturalmente sono estremamente utili, soprattutto per gli inizi, credo che la retoricità della mia domanda presupponga entrambe le risposte. Certo, essere imparentato con una ricca rete di artisti dei laghi e avere un cognome che pesa, perché non dimentichiamoci che un conto è l'appartenenza anagrafica, in senso patrimoniale e in senso di eredità di beni. E un conto è l'appartenenza clanica, perché è evidente, celebre episodio cracoviense, per cui a un certo punto arriva un Solari, nome che più generico non si può, quasi nome di mestiere, e un altro Solari che, se tutto va bene, cugino in ottava, lo assume subito perché il cognome gli suona bene, cioè perché a un certo punto l'idea di macro appartenenza cognominale intesa come punto di partenza di una storia comune non è un dato secondario nell'immaginario di un artista dei laghi dei secoli moderni. Ecco, questo intendo sottolineare con forza. Dall'altro lato c'è il problema specifico di Innocenzo XI, di Benedetto Odescalchi. Perché è specifico? Perché Papa Odescalchi rappresenta il caso limite, unico per quanto attiene l'arco cronologico della vita di Carlo Fontana, di un cardinale prima e pontefice poi, originario di Como, originario quindi dell'area dei Lacuali, e con la conseguenza immediata di un rapporto che non è e non può essere meramente omologo a quello che può essere con pontefici di altra provenienza. In altre parole, c'è un pregresso, recentemente l'approfondimento di studi su Andrea Pozzo ha permesso di dimostrare come forte sia il legame tra il cardinale e poi il pontefice per un verso e l'artista, mi piace ribadirlo, lacuale, dall'altro lato, a tal punto da scavalcare spudoratamente le stesse gerarchie gesuite e lo stesso generale, pur di fare esattamente quello che Innocenzo vuole in quel momento, e voi capite quanto ciò implichi come forza di posizione, ma dall'altro lato appunto io credo che con Fontana si verifichi qualcosa di omologo. Con Fontana si verifichi cioè un rapporto tra l'artista, oggi diremmo ticinese, e il Papa comasco che ha una valenza ben precisa. Quando ovviamente dico Innocenzo tengo conto della oggettiva leadership del cardinale e poi pontefice all'interno di equilibri familiari che poi in concreto sia Livio a gestire alcune operatività piuttosto che qualcun altro dei congiunti, è vero, è ovvio, ma ai nostri fini è tutto sommato secondario.
Ora, se noi guardiamo semplicemente la cronologia, noi scopriamo che già dal fatidico 1676, e quindi l'anno pontificale, l'anno in cui viene eletto Papa, Benedetto Descalchi coinvolge Fontana nella prima fase di progetti inerenti alla Villa di Grumello. La Villa di Grumello purtroppo è oggetto di una pesante trasformazione ottocentesca, per cui quello che vediamo oggi è solo, non ho avuto il pudore di non mostrarvi neanche le foto perché sono deprimenti, è sicuramente il riassetto ottocentesco, tranne un vago richinismo del portico colonne binate, quello che possiamo scorgere, o meglio non scorgere perché è quasi inaccessibile, ma insomma la Villa di Grumello Comasco implica una volontà precisa anteriore al pontificato, una volontà precisa cioè di riorganizzare un tema su cui la storiografia recente ha molto insistito, quello cioè del fatto che gli Odescalchi paradossalmente non avessero un gran palazzo comasco, avessero una miriade di residenze e ville suburbane che molto faticosamente viene riorganizzata negli anni 70 e 80 del Seicento. E subito dopo l'inizio del grande processo ideale, che come sappiamo poi non si traduce in una realtà operativa, della Chiesa dei Martiri al Colosseo, su cui chiaramente non desidero qui insistere, altri lo faranno meglio di me. Quello che voglio solo dire è che questo progetto credo confermi quella che è stata una delle grandi linee di lettura del recente congresso romano che a Innocenzo abbiamo dedicato, insomma, cioè l'idea che Innocenzo, inimico delle arti, sia un simpatico cliché che il Papa adopera per precise valenze politiche e soprattutto di politica finanziaria, detto in altre parole deve motivare l'enorme gestione di flussi di denaro ad altri fini, ma che in realtà sia molto più limitato di quanto l'antimito da lui stesso creato a fini autopromozionali, non a caso finirà beato, non possono che lasciare facilmente intuire. No, non è l'interruzione nostra, non sperate. Allora, detto questo, è evidente che un progetto così ambizioso e così fortemente, se ci pensate, arcaizzante, perché in fondo siamo all'ennesima volta di un monumento della Roma classica che viene cristianizzato in un processo che vorrei definire neosistino, tanto per darne una radice estremamente sintetica, ma è pure un dato. Come pure è un dato il fatto che tra l'operazione Colosseo e l'operazione San Marcello al Corso dal 1682, in mezzo ci sono episodi per noi perduti ma nodali, come la Villa Belpoggio di Frascati, dove la committenza di Ercole Visconti non è banale, perché Ercole Visconti è uno dei più stretti collaboratori finanziari del cardinale Odescalchi. Ercole Visconti per un certo tempo è il suo vicario generale, in quanto lui, Benedetto, vescovo di Novara, e quindi è chiaro che un legame di questo tipo non è assolutamente banale. Come non è banale il fatto che già dal 1680 Fontana sia coinvolto nel progetto di Biffi, per il primo progetto di Biffi per la cupola del Duomo Comasco, la complessa vicenda che, come alcuni amici qui presenti ben ricorderanno, abbiamo dibattuto nel convegno di Juvarra, di cui atti recentemente editi, perché è solo nel Settecento juvariano che tale vexata questio trova la sua conclusione reale, appunto la cupola juvariana. E come il fatto, a mio avviso nodale, che in quel 1680 così denso, per un verso Fontana non riesca a divenire architetto della Camera Apostolica, ma contemporaneamente divenga sovrintendente ai palazzi apostolici, e quindi l'evidente delusione professionale da un lato è compensata da un altro da una volontà direttamente e fortemente pontificia, qual è quella appunto di sovrintendente ai Sacri Palazzi, con tutte le conseguenze anche simboliche che questo implica. Così come la fortissima dialettica tra Innocenzo XI e i Gesuiti, non dimentichiamo quanto poi peserà Innocenzo nella scelta di Tirso González come generale dell'ordine, trova concretizzazione nell'81 nel primo progetto per il santuario, la casa santuario, monastero, convento, scusate, casa professa di Loyola. E quindi San Marcello al Corso. San Marcello al Corso, di cui certamente Agher ha messo in luce con grande forza e giustizia il ruolo di Boncompagni, ma non dimentichiamoci che in quel momento c'è un ghost committant che non può essere sottaciuto, che è il cardinale Omodei,
amico strettissimo di Papa Descalchi, suo consigliere e protettore generale dei serviti. Ora, non va assolutamente, credo, dimenticata questa funzione. Come vedete, un intreccio che sto volutamente evocando con estrema, e me ne scuso, ma è necessaria rapidità, che è chiarissimo nel veder presente personaggi nodali della grande riforma innocenziana. Di quel grande fenomeno su cui, come sappiamo, la storiografia recente, basterebbe citare gli studi di Menito Ippolito, ha ampiamente dibattuto grandezze e limiti del mito di un riformismo innocenziano, ma che sicuramente trova espressione, io credo, in alcune operazioni cardine. Nell'85 è purtroppo perduta per noi, salvo miserrimi frammenti, l'operazione Collegio Clementino, ma l'inizio nell'86 dell'impresa San Michele, del primo ospizio che simbolicamente Papa Innocenzo fa pagare al nipote Tommaso Descalchi con la volontà di creare un primo rifugio orfanotrofio sostanzialmente, che sarà, come sappiamo bene, il primo nucleo del grande monstre, che poi diventerà la struttura del San Michele, ecco, a mio avviso già pone un criterio di quel sobrio, austero funzionalismo, il termine usato nei voluti limiti virgolettati, che per Papa Descalchi è fondamentale. Non più un papato che si gioca in un'autorappresentazione non scevra di critiche, e la crisi era quella che da Innocenzo X in avanti, da Piazza Navona in avanti, non poteva non porsi sulla scena romana, a vantaggio invece di un'austerità di forme che è però come dire, la base più adatta a sottolineare un criterio evergetico. Il Papa evergete della sua città, il Papa che inverte il meccanismo nepotistico, e qui Renata Curcio ha scritto pagine importanti, inverte il meccanismo nepotistico dicendo non più io che do soldi a mio nipote perché faccia il suo palazzo, ma mio nipote che dà del suo per costruire per mia volontà una struttura di pubblica utilità. Voi capite che è un meccanismo retorico perfetto, di una potenza comunicativa straordinaria, e non mi sembra affatto privo di significato negli atti. Per vostra disgrazia sarò più prolisso, ma insomma qui voglio solo sintetizzare come nell'ambiguo ma costante rapporto che Papa Pignatelli, che Innocenzo XII ha, già dalla scelta nominale, no, non si chiama Innocenzo XII per sbaglio, nella volontà, dopo la sciagurata parentesi di Alessandro VIII, di riprendere una politica innocenziana, ebbene Papa Pignatelli non farà altro che proseguire con rigore e con metodo, e qui arriviamo al proseguo del San Michele, arriviamo alla curia innocenziana, arriviamo a quello che volete, questo tipo e questa logica di impresa. Quello però che volevo far notare è il fatto che questa dimensione romana, questa dimensione di Fontana, artista dei laghi, artista capace di giocarsi in termini di dinamica di cantiere, artista che guarda a quello che è il modello più forte, certo il Bolli, Bolino, Bollina, membro della grande stirpe di origine intelvese, è importante per lui, ma è chiaro che il paradigma di prassi berniniana è fondamentale per come gestire un cantiere. Ebbene, dicevo, nello stesso momento in cui si infittiscono, come abbiamo mostrato Bonaccorso, le consulenze per i Borromeo, e quindi sempre per i membri della grande consorteria arese, abbiamo 1688 il progetto per la cupola del Duomo di Como, e quindi un ritorno a distanza in Lombardia a porre un tema cupolato di cui non casualmente il parallelo esempio bergamasco, cioè la cupola del Duomo di Bergamo, ormai al termine del papato innocenziano, segna un fenomeno di cui la storiografia bergamasca si è accorta, quella milanese un po' meno, cioè il fatto che Bergamo nel Seicento riscopra con forza le proprie radici di legami culturali con lo Stato di Milano, da cui storicamente era stata legata per le minacce, naturalmente quando è ora, non ecco benissimo, era stata a lungo legata. Quello che vorrei far notare è questo all'interno della cupola con le decorazioni esteriori ovviamente, è il fatto che tutte queste operazioni e la stessa elaborazione del Templum, fino poi alla sua definizione nel secondo Innocenzo, vanno a vantaggio di una politica che è squisitamente consortile, ed è l'ultima osservazione che vorrei fare. Cioè, i personaggi che ho citato, io Descalchi, i Borromeo e gli Arese Borromeo, gli Arese poi Arese Borromeo,
quel ramo dei Visconti, il ramo a cui appartiene Ercole Visconti per la villa di Frascati, sono membri della stessa consorteria, sono membri del grande partito politico che governa de facto lo Stato di Milano. Il fatto che Bartolomeo Arese fosse chiamato da Filippo IV il Dios de Milian, il dio di Milano, credo che ai limiti della blasfemia dica evidentemente il suo ruolo e la sua forza. Ricordiamolo presidente del Senato di Milano, ma anche presidente onorario del Consejo de Italia a Madrid. Ebbene, questa doppia funzione non può che trovare rispecchio nel papato innocenziano, Innocenzo visto come la vera grande anima di questo clan. Cito solo un fatto banale: tuttora lo scalone degli stemmi di Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno, che è il palazzo più rappresentativo di questo gruppo, in culmine allo scalone non ha lo stemma dei padroni di casa, cosa normalissima, ma lo stemma di Papo Descalchi sormontato da tiara e triregno. Insomma, evidentemente c'è un gioco simbolico per cui il Papa è il vero capo clan dal 1676 all'89, ed essendo tale il suo gioco non può che essere di doppia sponda. Per un verso la visione di Fontana, che va bene come artista lombardo lacuale, cioè esperto di dinamica di cantiere, esperto di gestione contemporanea di più cantieri, esperto di quella austerità funzionale che è spesso una delle grandi sigle dei nostri artisti lacuali, ma dall'altro lato anche un legame personale, familiare, che parte sicuramente dalle radici comasche degli Odescalchi, ma che trova, non si riduce evidentemente a uno sterile campanilismo, sarebbe banale, ma trova sintesi e succo nella proposizione clanica, nella proposizione della grande consorteria arese, che è uno degli strumenti, prima di tutto finanziari, che giova non poco al pontificato innocenziano. Credo che ormai dopo Menniti Ippolito, insomma, possiamo abbandonare la visione ingenua di un Innocenzo staccato dai denari, del tutto indifferente, eccetera, che è una visione che l'oleografia otto-novecentesca fa. D'accordo, bisognava fare beato un Papa della Controriforma, va bene, dopo Pio V, ma ci siamo intesi. Quello che mi premeva dire in termine è che questa complessità di operazione è coerente. Questo leggere in un artista dei laghi come lui un elemento sintetizzante di questa molteplice identità è per Innocenzo un'arma politica importante, del tutto parallela, e questo spiega da un verso i contatti e da un altro i contrasti, proprio con Andrea Pozzo, perché è evidente che due personaggi di questo tipo, che condividono non poche delle premesse che ho citato, non possono che avere un rapporto, direi eufemisticamente dialettico, inevitabilmente avendo in gioco un dettaglio come la predilezione papale, che non mi sembra proprio l'ultimo sulla scena romana. E dunque, per concludere, espressione che naturalmente vi riempie di gioia, per concludere la funzione di questo legame, che sicuramente proseguirà, non può però che essere tipicizzata nel decennio abbondante, 76-89, del papato innocenziano, perché è chiaro che dopo avremo una scissione inevitabile, anzi addirittura una tripartizione. Avremo le consulenze che a Fontana vengono chieste in territorio lombardo e che seguono vita propria fino al Settecento, da un lato. Dall'altro lato avremo il rapporto con Livio e in generale con la ormai romanizzata Casa Odescalchi, che evidentemente non è più così forte, ma esiste comunque nella continuità dei decenni. E avremo, terzo elemento, un rapporto con il Papa, inteso però come Papa, come funzione, che negli anni di Innocenzo XII Pignatelli, 1691-1700, non potrà che in parte e volutamente riproporre la grande dialettica innocenziana, nel senso di Papa Descalchi. A un certo punto, facendo una battuta riferita ad altro artista, Innocenzo XII dice come Urbano VIII imitava Giulio II, come io con Bernini voglio essere Urbano VIII, voglio essere quello che era per Giulio II Michelangelo, e bene così, dice lui, io voglio gli artisti di Papa Innocenzo. Questo rapporto fortissimo con l'eredità, l'identità di Papa Descalchi, che in Papa Pignatelli condurrà poi a utilizzare Fontana in quelle forme in cui il rigore,
geometrico, la semplicità apparente che cela la complessità sagace e il gioco di risparmio che certamente opportunamente era stato evocato, che vuol dire, diciamolo in un altro modo, la realizzabilità, la concreta realizzabilità, non i grandi faraonici progetti che hanno il dettaglio di rimanere al primo gradino. E casualmente è venuta in mente Via Giulia, che caso. Allora è ovvio, ma qualcosa che abbia un senso di costruibilità, cioè di realismo del rapporto costi, spazi e quant'altro, ebbene sono tutti criteri che attraverso l'ideologia odescalchiana e le realizzazioni di Papa Pignatelli aprono le strade a una modernità che, come voi intuite, è tutt'altro che limitata a quel sia pur forte e significativo passaggio di tardo Seicento e di primo Settecento, che sono poi gli anni dove si trova a operare, e sappiamo bene a quale livello, Carlo Fontana di Rancate. Grazie. Ringraziamo Andrea Spiriti, no scusate, questa scena da Fregoli, e allora a questo punto chiamiamo Dimitri Ticconi, Sapienza Università di Roma, che ci parlerà della collaborazione tra Carlo Fontana e l'atelier di Carlo Rainaldi nell'ambito dei cantieri delle chiese gemelle di Piazza del Popolo, con il vantaggio di avere un titolo che praticamente è lungo come la relazione, quindi introduca con tranquillità. Dimitri Ticconi è dottore di ricerca in storia dell'architettura presso l'Università di Roma Sapienza, docente di storia dell'architettura ed estetica sempre a Sapienza, e soprattutto ha condiviso con me e con molti altri presenti l'essere sotto l'egida di Marcello Fagiolo protagonisti dell'impresa dell'Atlante del Barocco, un'impresa che del Barocco in Italia, che ha costituito sicuramente un grande terreno di confronto e di dialettica su molti temi che oggi e nei prossimi giorni verranno sicuramente evocati. E soprattutto Dimitri Ticconi ha promosso numerosi convegni di storia e architettura di Roma tra 6 e 700, e l'abbiamo avuto insieme in un'altra impresa che mi piace ricordare perché, pur con alcuni caratteri inevitabili di esemplificazione, vista l'enormità del materiale, è stata la grande impresa degli studi sui Fontana che Fagiolo e Bonaccorso hanno coordinato e che a tutt'oggi costituisce il tentativo più organico di leggere la stirpe, il clan dei Fontana, nella sua articolazione dialettica che abbiamo cercato di evocare. A lui quindi ben volentieri, prego scusi anzi.